Benvenuti e bentornati all'Almanacco. Oggi è lunedì 19 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7:34 e tramonta alle 17:08. La luna si leva alle 8:36 e cala alle 15. Oggi la chiesa celebra San Mario. Il nome Mario deriva dal latino e significa forte, virile. Il 19 gennaio è la giornata internazionale della neve, World Snow Day, promossa dalla FIS per avvicinare tutte le età agli sport e alle attività sulla neve. La ricorrenza non solo incoraggia la partecipazione con milioni di partecipanti a oltre 4.500 eventi, ma invita anche a riflettere sull'importanza del turismo invernale per le aree montane e sulla necessità di adottare modelli sostenibili e a basso impatto ambientale. Auguri a Raimondo Todaro che oggi compie 39 anni. Il ballerino catanese ha iniziato a danzare a soli 4 anni e ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali. Ha debuttato in TV come il maestro di Ballando con le stelle nel 2006, vincendo 2 edizioni. Nel 2020 ha curato le coreografie del Cantante mascherato e nel 2023 ha fatto parte della giuria di Amici De Maria De Filippi. Un caloroso augurio ad Alessandro Haber che oggi spegne 79 candeline. L'attore e regista bolognese ha iniziato la sua carriera nel teatro sperimentale e ha lavorato con grandi maestri come Bellocchio, Bertolucci, Fellini e Monicelli. Tra i suoi film più noti ci sono Il regalo di Natale di Pupi Avati, Amici miei, atto secondo di Mario Moricelli e La sconosciuta di Giuseppe Tornatore. Infine auguri a Claudio Marchisio che festeggia 40 anni. L'ex calciatore torinese ha vestito per 13 stagioni la maglia della Juventus, con cui ha vinto 7 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Ha anche giocato in nazionale partecipando a 2 mondiali e 2 europei. Si è ritirato però dal calcio nel 2019 dopo una breve esperienza in Russia con lo Zenit. Il 19 gennaio del 1940 nasceva Paolo Borsellino. Campione della lotta alla mafia, suggellata nel 1986 con il maxi processo di Palermo che portò avanti a costo della vita, assieme al suo collega fraterno Giovanni Falcone, amico sin dalla tenera età. Borsellino prese il posto di Falcone come procuratore aggiunto di Palermo nel dicembre del 1991. Solo 7 mesi più tardi, poche settimane dopo l'assassinio dell'amico, trovò la morte in un attentato mafioso. Eseguito in via D'Amelio davanti all'abitazione della madre, Borsellino perse la vita. Il 19 gennaio del 1955 il gioco dello scarabeo, un'evoluzione delle parole crociate, debutta nelle case italiane. Inventato nel 1931 da un architetto americano disoccupato, Alfred Butz, era ispirato al racconto di Edgar Allan Poe, Lo scarabeo d'oro. In Italia arriva con una versione creata dal giornalista Aldo Passetti. Oggi è possibile giocarci anche online. Il capro espiatorio è chi viene ingiustamente accusato di colpe non sue per sollevare gli altri dalle loro responsabilità. L'origine di questa espressione è religiosa e si trova nel libro biblico del Levitico. Durante il giorno dell'espiazione gli ebrei offrivano 2 capri. Uno veniva sacrificato e l'altro, il capro emissario, veniva mandato nel deserto dopo aver simbolicamente caricato su di sé tutti i peccati del popolo. Oggi il termine identifica una vittima innocente che subisce le conseguenze al posto dei veri colpevoli. Il matto di oggi è appunto lo scrittore Edgar Allan Poe, iniziatore del racconto poliziesco e della letteratura horror. Ebbe un'infanzia tragica segnata dalla morte della madre e un'adolescenza turbolenta caratterizzata dall'uso di alcol e stupefacenti. Aveva sposato la cugina Virginia di soli 13 anni, malata di tisi. Dopo la sua scomparsa molte donne provarono a consolarlo, ma nessuna ci riuscì. E ci salutiamo anche oggi con la nostra amatissima e affezionatissima frase del giorno. Quelli che sognano ad occhi aperti sono a conoscenza di molte cose che sfuggono a chi sogna addormentato. Oggi è l'inizio della settimana, quindi ricarichiamo le pile per i giorni a venire, da iniziare come sempre con il nostro immancabile appuntamento dell'Almanacco. Io vi auguro una buona settimana, buona giornata dalla vostra Jaire.